Allora, io sono Roberto Olivieri, sono il conduttore dell'azienda agricola Poggio Vendico. In particolare la parte relativa alla mia azienda, per cui aspettavo dare una mano a questo progetto, è stata quella di fare delle potature e rilevare poi alcuni aspetti legati appunto a prodotti che vengono fuori dalle potature, appunto il materiale di risulta. Insieme a Carla abbiamo lavorato per quanto riguarda la pesatura di questi prodotti e abbiamo appunto fatto invece insieme a Filippo la mappatura di queste delle piante relativamente ad alcune particelle della mia azienda. Allora, abbiamo fatto questa potatura appunto con la tecnica del tree climbing, che è appunto la potatura che ormai va più di moda, anche perché rispetta dei canoni di sicurezza molto elevati, quindi con un sistema di funi e di imbragature l'operatore è sempre capace di operare sempre alla massima sicurezza mediante l'uso appunto di funi, imbragature e altri dispositivi che sarebbe poi interessante vedere, ma adesso non abbiamo molto tempo di farvelo vedere, e attraverso l'uso naturalmente di motoseghe che vengono utilizzate in maniera abbastanza agevole anche con una mano sola, mentre l'operatore appunto si riesce ad assicurare sempre la terra. Occorre dire due cose su quello che abbiamo fatto nella mia azienda. Abbiamo fatto i lavori in due particelle, in tre particelle, però in due zone completamente diverse e distinte dell'azienda. Una in località La Vernia, che è sopra Castelvetriano, all'altezza di circa 900 metri sul livello del mare, mentre un'altra a Salaiola, che è una zona invece un po' staccata dal coro vulcanico in direzione di Monticello Ariaga, dove il terreno è completamente diverso, appunto non c'è terra vulcanica, però i castagni sono ugualmente belli e fiori. La parte invece di località La Vernia è molto particolare perché ci sono dei castagni ultrasecolari di qualità IGP cecio, mentre quelle di Salaiola sono castagni un pochino più giovani che vanno dagli 80 ai 100 anni degli anni più anziani. Ci sono molte altre piante di 25-30 anni di qualità principalmente bastarda rossa, sempre IGP della Miata. Le potature che abbiamo fatto su queste due tipologie di piante sono da distinguersi anche perché hanno una crescita completamente diversa queste due tipologie di castagno, mentre il cecio, che è quello che è inquadrato, ha una crescita molto verticale e sempre con i rami volti verso l'alto. La bastarda rossa invece ha una crescita spesso con delle fronde molto basse e anche se sono tutte e due con un'ottima produttività, la bastarda rossa richiede dopo pochi anni nella sua maturità, da 30-40 anni, di essere capitozzata, cioè viene tolta la base, la parte più alta della pianta, perché ha bisogno di svilupparsi in polloni più giovani, perché la sua massima efficacia la dà quando appunto questi polloni raggiungono magari 8, 10, 12 anni. In fase successiva riesce a essere molto produttivo, ma il prodotto è molto più piccolo, quindi occorre di nuovo riportare la pianta a una situazione di capitozzatura e di risvilupparsi piano piano. Di conseguenza le potature sono diverse, mentre il cecio viene potato con una rimonda del secco e togliendo una quantità di rami del 30% ogni volta, 25-30%, non andando mai a intaccare troppo la chioma. La bastarda rossa appunto richiede, la pianta di bastarda rossa richiede di essere appunto ogni tanto capitozzata con l'aerodente e poi dopo
4-5 anni viene fatto uno sfollo con un diradamento dei polloni, che la produttività sia sempre elevata, ma dando appunto luce e aria alla pianta si mantiene sempre in salute, non si crea questo punto del secco all'interno della pianta. Per quanto riguarda invece l'andamento del mercato, bisogna dire che come vedremo poi nella slide successiva c'è stato un cambiamento molto importante negli ultimi anni. Per quanto riguarda quest'anno, lo dico subito, c'è stato un crollo importante dei prezzi rispetto alla scorsa stagione. Questo sicuramente è dovuto al fatto che c'è una presenza di muffa dello Neomyopsis molto elevata e la qualità del prodotto, come diceva Lorenzo prima, non è assolutamente alta, anzi la maggior parte delle castagne andranno all'industria, dove appunto riescono, diciamo, a salvare il salvabile, prendere le castagne quelle un pochino buone e farci prodotti tipo farine e cose che possono essere marmellate, cose che possono essere commerciate anche se la castagna non è di ottima qualità. Ma sul mercato comunque anche le castagne buone non hanno un prezzo molto elevato, probabilmente anche perché c'è una produzione in ripresa anche in paesi stranieri e quindi i commercianti hanno preferito andare più sul sicuro e prendere prodotti di una certa polemica, e non è molto corretto per quanto riguarda gli agricoltori della zona, però riescono a trovare prodotto castagnicolo magari pulito dalla muffa a un prezzo molto più basso e più conveniente per loro. Si pensi che invece l'anno scorso la qualità del prodotto era più o meno quella di quest'anno, soltanto che magari la stagione siccitosa dell'estate non aveva fatto partire da subito la muffa e le castagne noi le vendevamo a 3 euro al chilo. Quest'anno invece le castagne le vendiamo a 1,50 euro, segno che quelle buone, mentre quelle hanno un'alta presenza di muffa, le dovremo conferire. Io mi rifiuto di portarle perché non c'è convenienza a raccogliere a 50 centesimi. Quindi quest'anno la botta è stata molto importante. Per quanto riguarda problemi nell'area, bisogna dire che oltre a problemi appunto legati al cinipide e al fungo dello Neomyopsis che è venuto fuori molto probabilmente di conseguenza del cinipide, ci sono anche delle scienze di mal dell'inchiostro, soprattutto nella zona di Salaiola abbiamo trovato molte piante che si stanno seccando e il mal dell'inchiostro è una malattia molto importante per il castagno perché si propaga tramite le radici e quindi è anche molto infima perché non è che con l'abbattimento ti fermi la malattia la dopo si presenta nelle piante vicine, quindi le soluzioni negli anni sono state studiate e vanno adottate tramite la paquetozzatura appena uno si accorge che la malattia è presente e magari abbondanti concimature tramite concimi ricchi di azoto. Per quanto riguarda appunto la slide successiva si può vedere appunto come la produzione sia cambiata negli anni. Fino al 2015 sostanzialmente anche in presenza del cinipide in località Taverna vedete che era un appezzamento, pensate, all'incirca 1 ettaro, riuscivamo a raccogliere anche dai 30 ai 40 quintali all'anno e infatti nel 2015 anche se c'era già tanta muffa dello Neomyopsis quell'anno abbiamo raccolto quasi 34 quintali di castagne di prima scelta. A Salaiola ancora non avevo la produzione della zona, quindi non so, ma più o meno fino a quell'anno lì abbiamo avuto delle produzioni abbastanza buone, al di là di alcuni anni in cui c'è stata magari una situazione particolare, più che altro meteorologica, che di solito in natura deve essere tenuta in conto. Mentre negli ultimi 2 anni c'è stato un crollo della produzione, ma come vediamo, in particolare a Salaiola c'è stata una ripresa. Infatti anche quest'anno c'è stata un'ottima produzione
produzione di ricci, ma appunto il dato di quest'anno, perché ancora la distribuzione è agli inizi, però la produzione di ricci è quasi doppia rispetto a quella dell'anno scorso, che già fu un'ottima annata, però purtroppo il discorso della buffa renderà quasi vana questa produzione. È un ottimo segnale perché Saraiola è sparito completamente il cinque, c'è pochissime galle che quest'anno si sono viste, però ancora permane la situazione di questo fungo odioso che rende assolutamente non commerciabile la pasta.